Telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ben ritrovati con la puntata numero 22 di Penalty, oggi in via del tutto eccezionale tra le 18 e le ore 20, per poi dare spazio agli amici di Palermo che vi racconteranno l'incontro di Serie B tra Benevento e Palermo. Una serie di importantissima quella di questa settimana, perché finalmente il Bari ha vinto il suo campionato, matematicamente raggiunge la Lega Pro per la prossima stagione. Ma prima di parlare di Serie D mi sembra giusto presentare i nostri ospiti in questa puntata. Ritrovo con tanto piacere due amici allenatori. Il primo, che vado a salutare con un sorriso particolare, Renato Marletta. Ciao Renato, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Renato, sei contento? È finita quasi la stagione, quindi tra poco ricarichiamo le batterie. Ricarichiamo le batterie per il clou finale, però, perché ci sono playoff e playout interessanti. C'è tanto da vedere ancora. C'è tanto da vedere. Saluto anche e ritrovo anche un grande amico, Salvo D'Arrico, allenatore. Con lui ho diviso tanti momenti legati al mondo del calcio e non solo, devo dire, perché insomma le esperienze con Penalty Play ci hanno portato anche a raccontare soltanto il calcio. No, abbiamo raccontato tante altre cose. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie Ettore. Anche tu sei felice rivediamo. sul fatto che sono finiti i gironi ma diciamo, ancora, classici? No, ancora ora viene il bello, diciamo, con è molto ingarbugliato, certo. Il discorso play out e play off. Sì, l'ho studiato approfonditamente. Benissimo, È benissimo. dura per tutte le squadre. È dura per tutti, perché arrivare ai playoff è sulla carta un po' più facile, Sì. Poi vincerli è difficilissimo. Sono spareggi. Sono dei veri e propri spareggi. Allora, ho anticipato il discorso riguardante la Serie D, finalmente questo Bari matematicamente ha raggiunto la Lega Pro. Guardiamo subito il tabellino di questa 14ª giornata, oggi domenica 14, vi ricordo che il prossimo turno si disputerà mercoledì 17 aprile. Risultati: ad Aciriale Castrovillari batte Aciriale 2-0, Turris batte Città di Messina 6-0, Marsala batte Gela 1-0, Locri batte Gea Virtus 1-0, Messina vincente 2-1 con la Nocerina, pareggio tra Cittanovese e Palmese 3-3, Bari batte Portici 2-1, Rotonda batte Roccella 2-0 ed infine San Cataldese pareggia in casa contro il Troina. Guardiamo la classifica, contenti e fiduciosi che finalmente il Bari, raggiungendo questa Lega Pro, probabilmente dà più possibilità già a partire dalla prossima stagione a qualche squadra ad ambire al campionato professionistico. Classifica della 14ª giornata: Bari 72 punti, Turris 61, 50 per il Marsala, 47 per il Troina, 45 punti per Castrovillari e Cittanovese, 44 per Portici e Città di Aciriale, 43 per la Nocerina, 41 Palmese, 40 Gela, 39 Messina, 35 San Cataldese, 33 Locri, 31 per Roccelle e Città di Messina ed infine Rotonda con 27 e Gea Virtus con 21, che come tutti ben sanno matematicamente nel campionato di eccellenza la prossima stagione. Ve l'ho già annunciato, lo ripeto, si giocherà mercoledì e non domenica prossima il prossimo turno, perché domenica prossima ci fermiamo tutti perché arriva la Santa Pasqua. Si giocherà appunto mercoledì 17 questi gli incontri: Gela Aciriale, Troina Bari, Igea Virtus Castrovillari, Nocerina Cittanovese, Città di Messina Locri, Portici Marsala, Roccella Messina, Rotonda San Cataldese ed infine chiuderà Palmese Turris. Renato Marletta, affrontiamo subito e ci leviamo questo dente sul Bari. È stato un piacere averlo in Serie D, ma meglio evitarlo, perché molte squadre poi sono alla fine costrette, almeno quest'anno, sono state costrette a rivedere un po' i loro piani, le loro ambizioni di raggiungere la Lega Pro. Era già preventivato quanto hanno messo il Bari in questo girone, che sarebbe stato praticamente un torneo a sé stante. E dico, alla fine il Bari lo dimostra, anche se è scivolato in qualche partita, però diciamo l'equilibrio non è stato quello che dovrebbe essere in un campionato, perché erano fuori concorso sia come aspetto del pubblico sia come società. Naturalmente è una squadra che ha fatto la Serie A. Chiaro, Dico, grande traino. E poi andare a giocare a San Nicola per tutti era insomma una partita era come andare a fare suscitava una finale di Coppa dei Campioni, perché troppo impegno mentale per le squadre che dilettante sono. Tra l'altro da sempre la Serie D è stata un campionato anomalo, metà tra
professionisti e falsi dilettanti. Perché in Per me sono già tutti professionisti in Serie D. allora, ma il fatto che Anche se ufficialmente non lo possiamo dire. il fatto che si allenano, dico, sono tutti coperti o dovrebbero essere coperti da entità economica contrattuale da parte della FIGC, però tante società purtroppo non riescono più a mantenere il budget che si sanno in questi campionati. Quindi diventa sempre un campionato con due tronconi, quelli che aspirano a vincere il campionato e quelli che poi disperatamente cercano Ma come insomma, sempre, di salvare la categoria. come sempre tutte le squadre, almeno questo dovrebbe essere il calcio, tutte le squadre che hanno che preventivano una promozione dovrebbero essere pronte per fare il salto di qualità anche da un punto di vista economico, perché tante volte io vinceremo il campionato e poi non hai i soldi per iscriverti al campionato. Bravo, Dico, succedeva è spesso. un paradosso, Sì. ma purtroppo è nella nostra realtà meridionale. È vero. Salvo, questo Bari Sì. indubbiamente abbiamo capito tutti che tecnicamente era veramente un passo superiore Certo. alle altre squadre. Chi ti ha deluso in questo Allora, campionato di Serie D? Partiamo dal Bari, Sì. a parte la delusione. Sì, vabbè, qualcuno come sempre ogni anno, in qualunque girone c'è sempre qualcuno che delude, no? È chiaro. Ci aspettavamo per qualche esempio sorpresa, molto no? dalla Ciriale Sì. e non solo. Vabbè, anzi la Ciriale ha fatto anche un buon campionato. recuperato nella seconda parte della stagione. Quando arriva il Bari, perché fallito dai professionisti, il problema per le altre squadre, più che il Bari, è la famiglia di chi detiene il Bari, giusto? Certo. Allora, i De Laurentiis che prendono questa società chiaramente la rilanceranno. E voglio fare anche un discorso futuristico. L'anno prossimo credo che sarà la squadra da battere anche in Serie C. Sono pienamente convinto pure io di questo. Il Bari chiaramente arriva in questa categoria, si presenta con giocatori di categoria superiore, vedi Brienz, che per quanto con età avanzata, però uno che ha fatto tanti anni in Serie A, poi Pozzebon e tanti altri giocatori. È chiaro che doveva stravincere il campionato, sarebbe stata una sorpresa contraria. E le altre si sono dovute adeguare, anzi nel corso del campionato c'è stato un pochettino, la Turris ha dato qualche fastidio per qualche giornata, qualche momento di defiance del Bari, poi chiaramente alla fine i valori. Per quanto riguarda, intanto ci sono state due belle sorprese, che è il Troina, che era partito in una maniera comunque il buono della scorsa stagione. Sì, però come era partito, perché con il problema del presidente che aveva preso anche il Siracusa, inizialmente c'è stato qualche problema anche di ritardo di preparazione. Altra grande, però la più grande sorpresa secondo me è il Marsala. Beh, guarda, io all'inizio, lo dicevo un po' a tutti i nostri ospiti, pensavo che il Marsala doveva lottare solo per salvarsi, Appunto, invece poi alla fine ha lottato per una posizione importante anche in vista dei playoff, per questi che, insomma, lasciano fatidici playoff che sappiamo quanto valore possono avere. Le altre ci si aspettava un po' di più di una società che ne parlano tutti bene, ben organizzata come il Città di Messina. Ecco, qualche cosa invece deve annaspare ancora, deve cercare parte neopromossa. È sempre una neopromossa, però certo ci si aspettava qualcosa di più. La Renato, Ciriale invece ha avuto un andamento inizialmente col cambio dell'allenatore, però c'è stata una svolta. Salvato. Renato, volevi dire qualcosa sulla Ciriale anche tu, perché sulla insomma, sei un tifoso della Ciriale, lo sanno tutti. Anche se sulla Ciriale c'è una parte, diciamo, del mio cuore, no? No, esperienze tue personali. Volevo dire praticamente che non la delusione, è un paradosso che a Messina ci siano due squadre di Serie D. Questo paradosso ce lo siamo portati per l'intera stagione. Non si riesce ad unificare le forze economiche. Non hanno trovato sintonia all'inizio della stagione. In una città come Messina, diciamo che ha visto il grande calcio, c'è il grande pubblico e ci dovrebbe essere l'affezione per una sola squadra. E invece? E invece la città si divide a metà tra, diciamo, il Città di Messina e Messina che... Vabbè, Città di Messina però perché viene da un'altra esperienza, da un altro luogo. No, ma tra l'altro, scusa se mi permetto, queste situazioni si stanno manifestando anche in altre città. Succede, sì. Per non fare nomi, Ragusa. Adesso abbiamo una società in Serie D e Benedetto Ragusa è in eccellenza, anche se c'è forse una chicca. Ecco, su questo voglio anticipare chicca, una cosa che è una notizia che è arrivata pochi minuti fa. Prendetela col beneficio dell'inventario. Prendetela col beneficio dell'inventario. Pare che il Marina di Ragusa si debba trasferire
Non si sa vicino. dove. Guardate che giorno 28 avrò ospite qui il direttore generale del Marina di Ragusa Sorbo e Cesare. anche il mister Salvatore Utro. Meglio di Al no. quale vanno i complimenti naturalmente. Certo, beh, chiaramente. Così come vanno il a campionato Giovanni- l'hanno vinto. Così come vanno a Giovanni Campanella. Certo, adesso ci arriviamo a Giovanni Campanella. Per cui questa notizia che trova sempre più conferma, a questo punto o la confermeranno Certo. da parte... Ma scusa Ettore, dico da un punto di vista prettamente logistico, Sì. non avrebbe senso un Ragusa in Serie D che dovrebbe giocare la domenica e Ma c'è e un'eccellenza che dovrebbe giocare il Però sabato. è già Però, un'entità a tutti scusate, gli effetti. Scusate, però possiamo fare Mi i piace paragoni questo dibattito. anche un po' irriverenti. Siamo passati all'eccellenza dalla Anche nei subito professionisti no, abbiamo parliamo di Serie D. qualche situazione un po' anomala, Chievo e Verona. lì sono altri discorsi. Però siamo ad Per alti cui livelli. le Siamo ad realtà, alti livelli. secondo me il discorso, vabbè sì, il Messina, 2 squadre, però secondo me è il problema della caratura della società. Può essere anche una società che è allocata in un piccolo centro, però una società ben organizzata. Comunque, se mi permette, abbiamo appunto tanti dalla tua esempi, trasmissione no? che è seguitissima in tutta l'Italia, Tutta l'Italia è troppo ci buona. sarebbe, anche perché diciamo ci stiamo un po' allargando, È vero, ci sarebbe da fare una grande rivisitazione attorno a un tavolo sì. a livello di società, Interessante la proposta, posso immaginarla, federazione, vai. Bravo. allenatori e rappresentanti dei calciatori. Sì. Perché diciamo non offriamo più spettacolo, la gente non va più a vedere le partite, a prescindere dico, dall'esperienza, ne parlavamo in macchina, dell'impiantistica sportiva che non ci appartiene perché non facciamo i politici. Anche se Però- quello è un grande problema. Però dire. voglio dire, una rivisitazione attorno a un tavolo sarebbe, perché se vogliamo far rinascere il calcio anche il settore giovanile, perché veramente siamo a un punto di non ritorno, È secondo vero, me. sono d'accordo. E io credo che attraverso la tua trasmissione, che ha un ampio seguito di addetti ai lavori, perché poi siamo alla fine gli addetti ai lavori che dobbiamo portare avanti certi discorsi. Farci promotori anche. Certo, ma ripeto, perché si abbassa l'età, ci sono gli under, ci sono le rappresentative, ci sono tanti attorno, però il problema maggiore è diversificare il discorso da dilettantismo a semiprofessionismo, perché oggi purtroppo con la crisi economica di tante famiglie, tanta gente dovrebbe sopravvivere con gli emolumenti del calcio, che non ci sono perché ormai Sono cambiati i tempi proprio, materialmente. Finiti gli sponsor, finiti i dirigenti che avevano la volontà di presentarsi al comune, di presentarsi, adesso non ci sono più quei presunti galoppini politici. Le amministrazioni hanno abbandonato Allora, insomma, questi progetti calcistici. Questa economia da dove dovrebbe nascere? Da dove? Non si sa. Ma però c'è Vedremo, in vedremo. mezzo a questi Dicevi, problemi Salvo? c'è il problema strutturale degli impianti, che non è anche quella. secondario. Dovremmo aprire appunto. veramente un ampio programma e lungo solo per dibattito, tutto certo. questo. E invece vogliamo parlare di calcio giocato, quindi auguri, complimenti al Bari, matematicamente in Lega Pro. A questo punto passiamo all'eccellenza, passiamo ad un girone, quello A, vinto come tutti ben sanno da Licata. Il Canicattì ha raggiunto i playoff direttamente nazionali perché insomma il suo punteggio nei confronti della terza classificata, in questo caso il Sant'Agata, era abbondantemente oltre 10 punti. Guardiamo comunque la classifica finale, eccola qui, un Licata con 82 punti, un Canicattì con 72, con 57 il Città di Sant'Agata, con 53 la Parmonval, 52 il Dattilo Noir, con 46 Alba Alcamo, Geraci e Alba Alcamo con 46, Geraci con 45, 43 per il Mazzara, 40 punti per il Pro Favara, 38 per il Mussomeli insieme al Castellammare. Queste due squadre invece segnate in rosso hanno disputato oggi i play-out e abbiamo già il responso definitivo. Il CUS Palermo ha vinto 1-0 contro la Nuova Caccamo, pertanto la Nuova Caccamo retrocede in promozione insieme al Sporting Club Marsala, al Partinica Audace e al Castelbuono con 6 punti. Abbiamo comunque lo stesso il tabellino dei play-off e dei play-out. Vi ho anticipato che i play-off in questo girone A non si disputeranno, mentre appunto nei play-out si è giocata oggi la partita dove la squadra del CUS Palermo appunto ha vinto 1-0 e si è salvata nei confronti appunto della Nuova Caccamo. Eccola qua la nostra tabellina completa, quindi Canicattì ha messo gli spareggi nazionali.
nazionali che sono sempre un terno all'otto. 10 secondi per parlare deve di andare questi... a giocare con una campana. Sarà Già un è terno accoppiato, all'otto, sì. perché comunque quando insomma, ti allontani dalla Sicilia non sai mai cosa effettivamente vai a incontrare. Diciamo, hanno un vantaggio loro che devono fare solo questa trasferta. Considera, Rispetto alle Beh, altre. però se l'altro girone, continuano- devono battere la campana, mentre quelle del girone B devono ancora Sì, spareggiare. ancora, tra di loro. è un po' più Sì, lungo quello del girone considera B. una cosa importante, che in mezzo a queste finali Sì, c'è di mezzo il periodo pasquale. È Per vero. cui quante società si allenano, quante società danno... io non ho compreso per Ecco. esempio il fatto che non si è giocato oggi in molti no, gironi ma- del campionato ecco, di si poteva eccellenza. giocare benissimo. Sicuramente chi deve fare questi spareggi si allena. Sicuramente. Ah, no, questo no, sì, dico- però Sì. aspettare Però, fino al giorno dico, 28 l'aspetto mentale incide. Sì, sì, incide tanto incide. nel complesso gestionale, perché altro giocare la settimana successiva, altro aspettare le festività di Pasqua, Certo. eccetera, eccetera, perché praticamente poi devi andare a rigiocare una Sono gara. d'accordo. Abbiamo anche il tabellino della classifica marcatori di questo girone A del campionato di eccellenza, dove tutti sanno un grande giocatore, Antonio Cannavò, l'ha stravinto, pensate un po', con 31 reti, poi a 17 Davide Testa, sempre del Licata, 17 reti anche per Secan del Dattilo Noir, 16 reti per Giorgio Cicirello della città di Sant'Agata e poi anche Fabio Messina del Mussomeli. Tra poco, tra l'altro, sentiremo una bella intervista ad Antonio Cannavò, però prima una battuta la dobbiamo fare su questo Licata, perché mi sembra d'obbligo. Sì, allora, ma iniziamo da Renato. Al di là di Licata tutto- che ha meritato probabilmente Allora, alla facciamo, grande facciamo questa una brevissima vittoria. considerazione. Sì, Il merito va anche ai compagni di squadra, perché se Antonio Cannavò ha fatto 31 gol, al di là delle sue qualità personali, io credo che tanto di cappello va ai compagni di squadra, giusto. al mister che li allena, alla società che li fa stare bene, per cui tante volte diciamo, l'esploit di un giocatore è legato a tante cose. In primis è la società che non ha fatto mancare nulla, nella qualità anche del direttore Cammarata, non dimentichiamolo, Chiaro, un grande chiaro. lavoro. Altro ennesimo campionato vinto Poi per il Claudio. mister che non è l'ultimo arrivato, tra virgolette, e poi diciamo la società che non si è smarrita in qualche passo falso. È vero, è vero. Adesso il bello viene, il bello viene ora. a capire adesso come programmarsi per la stagione successiva. Ma li vedo su una intensità continua. Io credo che insomma una piazza come quella non si può permettere un momento di pausa. Ma credo che sulla scorta del fine campionato adesso inizia il periodo delle tante chiacchiere, no? Perché adesso dal calcio giocato si va al calcio parlato. È vero, anche troppo parlato. Anche troppo parlato, per cui bisogna capire, secondo me, la società con quali base si prospetta e si proietta nel campionato successivo. È vero. Salvo, il Canicattì secondo te ha deluso oppure No, per niente. contro questo Allora, Licata non c'era nulla da fare? Guardiamo i punti, i punteggi. Con Sì. 72 punti in un campionato normale forse vinceva il campionato. Infatti. Nell'altro giorno. Sì. Il Licata ha strameritato di vincere il campionato perché squadra formidabile per la categoria. Sì. Completa in tutti i reparti. Insomma, non ti ha deluso il Canicattì no, allora, con un alla fine? attacco micidiale. Canicattì, sì. gran bella squadra, ha tenuto testa fino a quando ha potuto, poi però il ritmo Ha dovuto mollare. ha dovuto mollare. Poi c'è stato anche il Canicattì ha avuto Quel forse discorso della il discorso Coppa. della Coppa che poteva anche arrivare, poi non è arrivata proprio ai rigori purtroppo ai contro il rigori, Casarano. proprio l'ultimo è rigore al andata male. Casarano, sfortunata, però ha tenuto testa fino a quando ha potuto. Il campionato se la sono giocati fra di loro, però ripeto, i compagni di squadra, però un attacco micidiale perché i numeri lo dicono, Testa e Cannavò sono per la categoria un trio d'attacco superiore. interessantissimo perché poi c'è la Rizzo l'allenatore sulla destra, voglio che dire, conosciamo meglio di benissimo, così. Vincente, e poi per completare l'opera un direttore che si chiama sappiamo, Claudio Cammarata, che è super un vincente. per cui hanno strameritato. Ma non è stata soltanto una squadra vincente dal punto di vista tecnico, riferendosi soprattutto allo staff, ma è stata vincente soprattutto appunto con un giocatore importantissimo che è Antonio Cannavò. Guardiamoci questa bella intervista realizzata per WeSport da Claudio Costanzo. Sicuramente ringrazio in primis la società Licata Calcio, la piazza di Licata, tu hai sommato tutti i gol, però è doveroso ringraziare
i miei compagni, perché fare 31 gol è giusto ringraziare i propri compagni che ti mettono a tuo agio a fare gol ogni domenica. Questo Licata quest'anno è stato un rullo compressore. In tutto il cammino di questi anni ho avuto un sacco di allenatori, ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori che hanno fatto categorie importanti. L'allenatore che mi ha preso e mi ha fatto rinascere, perché è giusto ringraziarlo, è Pasquale Ferrara. Allora mi ha preso, che diciamo tra virgolette non mi voleva più nessuno, però la ciliegina sulla torta è stata lavorare a Barcellona con Peppe Raffaele, e forse con lui a maggior ragione mi ha messo in una posizione proprio di un terminale offensivo, che allora avevo Isgro da un lato e Genovese dall'altro lato. Io dico sempre ai miei compagni che mi sopportano e mi supportano, perché io sono un giocatore che ci tiene tanto, che in allenamento non riesco a perdere, quindi Raffaele allora ci ha lavorato, perché il mister Raffaele è un allenatore molto impulsivo, un allenatore di polso, quindi lui diciamo che ha trasformato questa rabbia in una cattiveria, chiamiamola fame, dai, fame calcistica, di rimanere dentro l'area e fare il tuo dovere per quello che devi fare. La fame non ti è mai mancata. Quanto è stato importante ritrovare un tuo ex compagno, un calciatore che ha contribuito alla causa ligatese come Roberto Assenzio, tuo vecchio compagno di squadra nel Camaro e nel Città di Messina. È stato bello ricongiungervi e immagino non sono mancate le frecciatine nello spogliatoio. No, beh, a Roberto Assenzio sicuramente non lo scopro io oggi qui. Roberto è un giocatore troppo importante per questa categoria, secondo me è un lusso. Quando io ho saputo che stavano prendendo Roberto Assenzio a Licata, io ero sicuro quello che poteva dare Roberto Assenzio. Io ero ragazzino quando giocavo con lui, e quando uno è ragazzino fa tanti sbagli. Poi tu hai aperto la parentesi Palazzolo, alla fine a Palazzolo non è stata una brutta esperienza, perché alla fine a Palazzolo tu hai fatto 4 mesi, 5 mesi di Serie D, e giustamente io sono sempre di quel parere che ogni giocatore merita la categoria che ha. Io la penso così e la vivo così. Non è stata una brutta esperienza, anzi l'esperienza di Palazzolo mi ha fatto crescere a maggior ragione ancora di più, perché poi non sarei andato a Licata. Quando uno ha fame e vuole raggiungere l'obiettivo, devi scommettere su di te, perché poi mi ha portato tanti frutti. A Rocca di Caprione ho vinto il campionato insieme a Santino Biondo e tanti giocatori. A Barcellona sono tornato e abbiamo vinto un campionato e c'era anche lì un grande allenatore. Giocare a Licata non è facile. Tu giochi contro tutti, giochi contro la pressione, giochi contro gli avversari, giochi contro il risultato, perché tu a Licata hai solo il risultato la domenica. E quindi devi stare veramente concentrato al massimo. Ho fatto anche bene personalmente e la squadra ha fatto bene, quindi io a Licata mi sono trovato non bene, di più. Quindi è sacrosanto e doveroso sederti con la società del Licata, perché Licata è una grande piazza. Si fanno tanti errori nel percorso della vita e alla fine io paragono sempre il calcio come nella vita, perché tu prima hai parlato anche di soffermarsi. Se tu ogni anno ti devi riconfermare, ma è il calcio. È come nella vita, non mi voglio fermare. Sicuramente può essere che resto lì o può essere che vado via, e sarebbe bellissimo giocare nella tua città con la maglia del Messina. Penso qualsiasi messinese sogna questo avvenimento, no? Però ci sarà tempo anche per questo. Complimenti ad Antonio Cannavò, sarà chiaramente super ricercato per la prossima stagione. Un ragazzo molto equilibrato, con la testa sulle spalle, sì, anche io che sono sa di quello questa che idea. vuole. E secondo me sarà l'uomo mercato per la prossima stagione. Dipende anche dalla sua volontà, se vuole approdare in Serie D oppure rimanere in eccellenza a vincere un altro campionato. E su questa cosa io ne voglio parlare con Salvo, Sì. ma secondo te, io ho l'impressione che ci sono molti giocatori in eccellenza che alla fine preferiscono rimanere, seppur avendolo vinto il campionato in eccellenza, di rimanere appunto in eccellenza per un discorso anche economico. Il discorso è economico, dai. Eccellenza, Non ti mette Serie in D, difficoltà, appunto. però è un dato di ma fatto, secondo me è economico, arrivato a quel punto, poi anche a una certa età, Certo. giusto? Se sono un ragazzino Non magari, hanno motivo poi alla fine di motivo, cambiare.
dove mi danno di più faccio la categoria. Insomma, il colore della Perché- maglia si può cambiare facilmente. ormai mi pare che È finito un il tempo ragazzo ha in cui, deve avere una concezione, un'idea diversa, perché Certo. la prospettiva per uno essere giovane che lanciata, segna allora parecchi sì, gol, sì, chiaramente esatto, la prospettiva è certo. più Ma a quell'età interessante. credo che il fattore economico è predominante. Va Poi bisogna benissimo. vedere appunto in Licata che prospettive. Anche Vedremo. perché non dovrebbero avere procuratore questi ragazzi. Beh, sulla carta non dovrebbero dovrebbe avere avere, nessuno, non dovrebbero perché sono dei avere. dilettanti. Ma qualche amico, qualche Però io ho conoscente l'impressione che invece ci sono i procuratori. No, anche, quelli anche che- perché diciamo alla fine il dato di fatto parla per lui. Uno qualche- che si presenta con 31 sì. gol non può. qualche È un suggeritore bel c'è bigliettino sempre, da no? visita, Certo, è un bel certo, bigliettino da certo. visita. Chissà, potrebbe anche stuzzicare qualche società di Lega Pro. Professionista. L'anno scorso perché? Mincica, poi dopo aver fatto tanti gol, è andato a giocare in Serie D Ma con il d'altronde Casarano. tante società professionistiche stanno pescando nei dilettanti. Ma è giusto che sia così. Anche perché dico, se alla fine le Beretti o i settori giovanili delle proprie squadre, non facciamo un nome a caso producono. Pecorino, no? Sì. Se non c'è il Pecorino della situazione, Giustamente. una società dove si rivolge, Chiaro. attenzione a un ragazzo che ha fatto 31 gol in eccellenza, quantomeno lo vuole rivedere, no? Chiaro, che Quantomeno lo può prendere in per dargli considerazione. un'opportunità. Assolutamente. Continuiamo a parlare di Licata. La scorsa settimana, in chiusura della puntata, abbiamo visto la prima parte di tutti i gol del girone di andata. Adesso proseguiamo parlando ancora sempre del Licata con la seconda parte. Ci guardiamo e ci gustiamo tutti i gol di questa straordinaria cavalcata del Licata 2018-2019. Parliamo chiaramente del girone di ritorno. Il gol partita di Roberto Committo è una perla. Forse il portiere Leone avrebbe potuto prendere meglio le misure per intervenire. Fatto sta che il tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore non gli lascia scampo. È un pallonetto calibratissimo che si insacca alla sua sinistra e fa esplodere la gioia anche del gruppetto di sostenitori giunti dall'Agrigentino. Convitto può allargare da quest'altra parte verso Cannavò, posizione regolare, area di rigore per Cannavò che rientra, si può coordinare di sinistro, conclude, rete! Antonino Cannavò, limite dell'area, Doda, scodella sul secondo palo, stacco di testa di San Giorgio che vale il raddoppio del Licata. Assenzio mette in movimento Cannavò, area di rigore, Cannavò 1 contro 1 con Romè, premia Convitto che conclude all'incrocio dei pali per il terzo gol del Licata. Convitto, cross sul primo palo dove irrompe Cannavò per il poker del Licata, spizzata sul secondo palo di Antonino Cannavò. Quest'altra parte per Rizzo, arriva puntuale la sovrapposizione di Chiavaro, premiato da Rizzo, Chiavaro, diagonale che si insacca alle spalle di Tinnirello per il pokerissimo del Licata. Arriva anche il gol di Alfio Chiavaro. Rizzo prova a mettere in movimento Testa, posizione regolare, conclusione al volo e grande gol di Davide Testa. Tra le linee può aprire da quest'altra parte verso Rizzo che si è spostato sull'auto di sinistra. Rizzo rientra, doppia finta, cross per Davide Testa che realizza la sua personale doppietta. Tutto in attesa dello scontro diretto del 27, mentre arriva un cross in area per Dama che trova la rete. Arriva anche il gol di Peppe Dama, 8-0 per il Licata, gol al 90°. Corso sulla destra, c'è solo Cannavò, prende palla in mezzo, tutto regolare, supera un avversario, Cannavò, 1-0, il Licata in vantaggio, la prima conclusione in porta, Antonio Cannavò, sventagliata di prima, di esterno di Chiavaro con la testa Bosco, c'è Testa che addomestica il pallone, il tiro e il gran gol, Davide Testa, gran gol all'angolino, una vera bomba, minuto 9 del primo tempo, il Licata è già in vantaggio di 2 reti, ma questo è un gran gol. Adesso attenzione
a Cannavò nell'area che prova indietro per Doda, gran gol! Tutto pronto alla rincorsa di Roberto Convitto, la intuisce soltanto Alfano ma troppo precisa la conclusione di Roberto Convitto. Il pallone serve involontariamente Rizzo che allarga dalle parti di Convitto, ottiene il pallone Convitto di prima, Cannavò 5-0, che bel gol, palla in mezzo dalle parti di Dama che schiaccia e all'angolino Peppe Dama segna lo 0-6, non ha avuto difficoltà Dama a svettare più alto di tutti data la sua stazza. Perde palla Tedesco, Convitto dove può puntare l'area di rigore, entra, palla passa sul secondo palo, Testa, il Licata è in vantaggio, l'ha sbloccata Davide Testa, errore clamoroso da parte di Tedesco, ha sfondato sulla destra Convitto appoggiando il pallone per Davide Testa che sul secondo palo è arrivato puntuale all'appuntamento con il gol, esplode lo stadio di Oliotta, Davide Testa, minuti di gioco numero 12, il Licata è in vantaggio. Dribbling tentato da Convitto che entra dentro l'area ed è calcio di rigore fischiato dall'arbitro Carlo Palumbo per un tocco di mano probabilmente. Sta per concludere il tiro e la rete, spiazzato il vantaggio del Licata. Assenzio verso Convitto, l'1 contro 1, palla in mezzo, attenzione, arriva a Testa, il salvataggio, poi Assenzio e il gol, Licata in vantaggio, ha segnato Roberto Assenzio, l'abbiamo detto, poteva essere sbloccata in qualunque momento ed è arrivato il gol al 37esimo minuto, un'azione che ha visto Convitto crossare in mezzo, il salvataggio alla disperata di Agate. De Vilacqua non la può prendere con le mani, serve infatti con i piedi, attenzione, Lombardo perde palla, Licata per Cannavò, Testa e c'è il 2-0. Palla per Testa, Convitto in posizione regolare, di nuovo di prima per Testa, posizione regolare, Testa, Davide Testa, 3-0 del Licata. Questo rilancio di prima intenzione a trovare Cannavò al limite, punta Prestigiacomo, attenzione, Cannavò potrebbe liberare il tiro, il gol! Antonio Cannavò, gol numero 23 in campionato, grandissimo il gol del nostro bomber che al limite ha superato seccamente Prestigiacomo e con un tiro violento ha piegato la mano di Gaetano Dolenti, palla che si è insaccata all'angolino, riesce a servire Doda, c'è Chiavaro che chiama la palla ma viene servito Convitto, attenzione, alzazione pericolosa del Licata, il cross sul secondo palo, Cannavò, il gol! Cannavò ha segnato il Licata, il 2-1 è arrivato al 92esimo minuto, Antonio Cannavò, c'è sempre lui al posto giusto sul secondo palo. Cannavò in aria, prova a girarsi, le finte di Cannavò, palla adesso sul destro, ha cercato Cannavò, serve Convitto, ottimo il tiro e il gol del Licata. Adesso in posizione più esterna, pallone di ritorno per Convitto, attenzione, entra in aria, palla bassa e c'è l'autogol del Mussomeli con De Francesco, Licata che raddoppia, Convitto per Cannavò che stavolta posizione regolare, la finta, Cannavò, che gol di Cannavò con una finta, ha mandato a spasso due uomini della difesa del Mussomeli e al 65esimo minuto mette il 26esimo sigillo in campionato Antonio Cannavò.
Doda sul fondo, palla passa e c'è il gol di Roberto Assenzio, il Licata in vantaggio, il Licata in vantaggio a Sant'Agata, Licata in vantaggio con Roberto Assenzio. Scorrono i minuti, siamo quasi al 25esimo, a Sant'Agata parte Gatto, supera la barriera, Valenti coi pugni, attenzione al tiro e il gol. Ha segnato Giorgio Cicirello, pareggia il Sant'Agata, non eccepibile l'intervento di Valenti. Adesso convinto il corner, palla sul primo palo, la tocca soltanto De Cannavò, palla che resta lì e il gol, ha segnato il Licata, ha raddoppiato Totò Maltese, forse il gol che vale la Serie D, forse il gol che vale la Serie D. Buon tempo, Gross in aria con le mani, palla che resta lì, Cappello libera e il Licata vince il campionato di Serie D con questa vittoria a Sant'Agata, vince giocando da grande, vincendo sul difficilissimo campo del Sant'Agata. Prova a prendere il campo Rizzo, ottimo il pallone per Testa, buono lo stop Testa, Davide Testa, Chimenti si può soltanto opporsi e il Licata pareggia con Davide Testa. Di Giorgi sbaglia l'intervento, attenzione Cannavò, posizione regolare, Cannavò, Antonio Cannavò, Chimenti, poi Rizzo, il Licata in vantaggio. Ha segnato Leandro Rizzo sul fondo, affrontato da Sané, rientra e c'è il calcio di rigore per il Licata per atterramento di Leandro Rizzo da parte di Sané. Cannavò contro Chimenti, la rincorsa, Cannavò spiazza il portiere e arriva il terzo gol per il Licata. Cannavò sale a quota 28 in campionato. Pallone per Cannavò, posizione regolare, Cannavò, palla per Testa e segna. Ha segnato il Licata, il quarto gol Antonio Cannavò, un tiro da posizione decentrata. Un applauso dunque al Licata, un applauso anche al Canicattì che andrà a disputare i playoff nazionali, anzi più che applauso un in bocca al lupo e soprattutto un buon lavoro agli amici di Licata che adesso appunto grazie al penalty hanno avuto modo di rivedere in questa puntata tutti i gol del girone di ritorno. Adesso dalla girone A passiamo alla girone B, abbiamo subito la classifica finale dopo le giornate disputate, eccola qui la classifica finale, Marina di Ragusa come tutti ben sanno ha vinto il campionato con 57 punti, a 53 il Palazzolo e il Biancavilla, a 46 il Paternò ed infine il Milazzo con 44, sono queste le 4 squadre che disputeranno i playoff. Poi abbiamo Atletico Catania con 40 punti, 39 per Santa Croce e Camaro, 37 il Giarre, 33 per Città di Scordia e Terme Vigliatore, 32 Catania San Pio X, 26 per Ionica e Città di Rosolini, con 9 punti il Real Aci. Guardiamola subito la schermata riguardante i playoff e i playout che si giocheranno, anche se ancora non c'è una data ufficiale, probabilmente giorno 28. Per i playoff promozioni ci sarà lo scontro tra Palazzolo e Milazzo e Biancavilla Paternò, mentre per i playout retrocessione Terme Vigliatore, che ha una classifica inferiore rispetto alla Città di Scordia, con il Città di Rosolini ed infine Catania San Pio X contro Ionica. Sono retrocesse già nel campionato di promozione il Real Aci e il Real Tirrenia, che poi è stato anche escluso all'inizio della stagione. È stata sicuramente una stagione molto importante perché poi alla fine si è conclusa quasi con uno spareggio
pareggio tra Marina di Ragusa e Palazzolo, ha vinto la squadra di Utro abbastanza meritatamente. Abbiamo anche il tabellino della classifica marcatori di questo girone B del campionato di eccellenza, con 15 reti, Cortese del Palazzolo e Simona Abate del Catania San Pio X, insieme anche a Luca Savasta del Biancavilla, con 13 reti, Giuseppe Giannula del Giarre, Marco Palodetti del Camaro, anche Paolo Genovese del Camaro ed infine 13 reti per Francesco Leone del Santa Croce. Allora, con i nostri ospiti... se mi permetti, ho un ricordo di Roberto Cortese. Che grande stagione quest'anno. No, che presi dal Cosenza, sì, dove il direttore era Marcello Petino. Sì. Nel mio primo anno di direttore sportivo alla Leonzio, addirittura, che allora si chiamava Lentini. Sì. E lui si chiamava solo Leonzio? No. No, poi c'è stato un momento in cui si chiamava solo Lentini. Quando ci siamo trasferiti da Mister Bianco a Lentini, si chiamò Lentini. Con il giudice Cardaci e il direttore Cocuzza. Il primo anno ci chiamavamo Lentini. Vero. Giovanni Pulverendi, l'allenatore di allora, aveva sentito parlare di questo ragazzo Cortese che era di Sciacca, credo, ed era tesserato con il Cosenza. E ricordo che lo andai a prendere proprio con la macchina a Cosenza, dove il direttore era Marcello Petino. Poi alla fine è rimasto in Sicilia comunque, perché ha fatto una carriera abbastanza interessante. Quest'anno col Palazzolo indubbiamente è stato uno dei punti di riferimento. Bel giocatore. Proprio del Palazzolo, nel frattempo possono partire anche alcune immagini, voglio parlare. Il Palazzolo che andrà a giocare una partita, seppur in casa, contro il Milazzo. Voglio sentire un po' il vostro parere e anche un po' il vostro pronostico. Io li ho visti giocare tutti e due e credo che il Milazzo e il Palazzolo abbia qualcosina in più. Però il Milazzo fuori casa è pericolosissimo. Ecco, il problema è capire come ci arrivi da un punto di vista prettamente mentale e fisico a questo spareggio, perché si sa, tutti gli spareggi sono delle partite a sé stante, non hanno nulla da preventivare, per cui insomma il concetto di giocare dentro fuori casa secondo me lascia il tempo che trova. A questo punto insomma io dico da un punto di vista prettamente tecnico, il Palazzolo lo vedi più intenso. Credo che il Palazzolo abbia qualcosina in più, però poi sai il campo, c'era sempre il campo a decidere. Salvo D'Arico, tu invece sulla carta sembrerebbe così, perché il Palazzolo ha un nome, ha una società alle spalle grande, ha dei nomi altisonanti eccetera, però questi nomi altisonanti hanno dimostrato che il campionato non l'hanno vinto, per cui non è sempre così che prendendo giocatori rinomati addirittura di categorie superiori poi riesce a vincere il campionato. La grande dimostrazione è proprio in questo campionato veramente entusiasmante, uno dei più entusiasmanti degli ultimi anni di eccellenza, molto equilibrato, dove è andato a vincere una squadra che non era messa nei pronostici, che proveniva dalla promozione, una squadra di lavoratori, ecco, questo dobbiamo segnalare. Erano dilettanti. Anche se poi insomma dilettanti, comunque dilettanti con giocatori veramente anche quotati, però sono riusciti a fare un giusto mix tra giovani emergenti, perché avevano molti il 2000 ma lì anche di in campo. emergente c'è anche Utro che ha saputo rischiare sì, l'allenatore rischiare con giocatori di caratura e di elevata esperienza come attenzione, perché sei passato al Marina di Ragusa, ma non mi hai il detto Palazzolo, ora il Palazzolo sulla carta Palazzolo, dovrebbe. Io ho visto giocare tutte le squadre, l'ho seguito per motivi miei tutto il campionato di eccellenza, mi ha entusiasmato veramente. Secondo me il Milazzo non sarà facile per il Palazzolo. Allora concordi sulla mia ipotesi, che gioca bene, non tifo per nessuno, ben però organizzata. Il Milazzo fuori casa è pericoloso. Certo, c'è il discorso, gioca in casa, ha il vantaggio del pareggio, 2 risultati su uno a favore. Si parte un pochettino svantaggiato, però il Milazzo non ha nulla da perdere, perché poi tutto sommato il Milazzo se l'è un po' ritrovato questo playoff, meritatamente. Se mi permette, guai mentalmente se pensi di impattare una partita, devi giocare per vincere. Devi giocare solo per vincere. Tutto quello che viene poi sarà di guadagnato, ma non puoi giocare con l'intento, la mentalità che un pareggio ti potrebbe bastare. È vero, è vero. Ho qualche minuto da spendere anche nei confronti dell'Atletico Catania, perché nella parte finale della stagione credo che l'Atletico Catania abbia veramente fatto moltissimo, perché da dicembre in poi ha cambiato registro, punti su punti, e viene il rammarico dei punti persi nella prima parte della stagione, che a questo punto sarebbero stati anche fondamentali in un'ottica playoff. Parlare perché ti parte. Salvo, ma devo parlare perché vi devo raccontare brevemente qualcosa. Io ti dico una cosa. Diciamolo perché ti parte, c'è suo figlio che gioca all'Atletico. A prescindere che
che il mister è mio figlioccio, Sì, tra virgolette, vabbè, chiaro. uno dei ragazzi emergenti, insomma, che io negli anni ho avuto. E mi ha pure chiamato, mandato un messaggino dicendomi: dopo la venuta a penalty abbiamo svoltato, quindi è la conferma che penalty porta fortuna. Allora, c'è da fare un plauso alla società, che nei momenti importanti non ha mai perso la testa, anche quando ha rivoluzionato l'assetto tecnico della squadra, perché praticamente se tu cambi per migliorare. E loro l'hanno fatto. Evidentemente loro nel mercato di dicembre hanno fatto, su suggerimento del direttore e della società, hanno fatto quei cambiamenti, anche perché il plauso va fatto, perché si allenavano in un campo orribile, sappiamo, dove la praticamente struttura di Montepò era quasi drammatica. impossibile. E poi devo dire una cosa, che hanno una ventina di ragazzi affezionati come tifosi, che sono degli ultras veramente importanti, dove fanno sentire, vanno apprezzati, fanno sentire importanti i giocatori. E questa è una cosa importantissima. Allora, Devo entrare- Salvo, non mi Veloce, parlare però da papà aspetta, di un però giocatore dell'Atletico. perché io parlo della società. Sto Allora, scherzando. intanto il rammarico lo devo contestare, non c'è nessun rammarico, perché l'Atletico Catania era partito da dicembre, penultimo, sappiamo, infatti l'ho detto, con l'obiettivo di salvarsi. Anzi, quindi ha tutto fatto quello una che è stagione arrivato ben eccezionale. Un gioco scintillante, perché giocavano benissimo, hanno battuto capoliste come il Biancavilla, quasi mancava poco e battevano anche il Marina Ragusa, una partita giocata, non giocata in quell'orribile campo, e altri risultati, perdendo solo 2 partite con San Pio X e Palazzolo. Però dovete vedere un pochettino lo spirito di questa squadra, oltre a giocare bene, veramente sono riusciti ad amalgamarsi e avere uno spirito veramente di squadra. Hanno fatto un gran campionato. Benissimo. Merito, Adesso però, siamo contenti perché mi auguro Marina di che abbiano Ragusa, gettato però. le basi per un progetto Sì, più, il progetto, più importante la permetti, prossima Non stagione. va dimenticato che in una città come Catania, nonostante quello che si dice, ribattute o non ribattute, Una seconda squadra ci sta, è la secondo seconda me. squadra della città. La seconda squadra. Una seconda in squadra è eccellenza, d'obbligo, è giusto. con una squadra che speriamo non resti in Serie C. Ah beh, chiaro, questa è una speranza di Speriamo tutti. che non resti in Serie C. È la seconda squadra della città. Bene, allora dobbiamo parlare del Marina, perché Marina, poi alla fine è il certo, Marina che ha vinto questo campionato. Iniziamo da Salvo. L'ho visto giocare contentissimo. 6 volte. 6 volte, quindi ti ha dato una bella impressione, Allora, una bella squadra, io quadrata. vidi giocare il Marina di Ragusa nelle prime giornate contro il Biancavilla, Sì. a Biancavilla, dominando una squadra messa benissimo in campo, Sappiamo, di il categoria lavoro di superiore Utro. sembrava. Giocavano benissimo, 2 terzini, 2 esterni bassi, 2 terzini del 2000. Altri giocatori pure giovani, un centrocampista come Bellò del 96, ottima squadra, con Vindigni, Pellegrino. Ma fai l'osservatore, Ma sì, tutti no, questi mi ha dettagli. entusiasmato quella squadra, sono infatti. andato a vedere e giocano veramente bene a calcio. Condivido. E hanno strameritato. C'è stato un momento che hanno rischiato quando hanno perso a Rosolini. Ma ci può anche stare Vabbè, nel certo, percorso ci di una mancherebbe. stagione un momento di Sì, è insomma, un momento di particolare, debacle. perché se andavano a vincere a Rosolini finiva il campionato. E invece poi è l'hanno andata male, rimesso in ballo. però poi alla fine l'hanno meritato. Permettimi Renato. un merito a Utro, È Utro, che è un certo, ragazzo Utro. che farà parlare di sé, perché è un ragazzo molto umile, Bravo. ha la cultura del lavoro, Bravo. e soprattutto ha la cultura della gestione dello spogliatoio. che è la cosa più difficile in queste Che è la categorie. cosa più difficile, perché in questi tornei, diciamo, gestire chi non gioca è sempre la parte più difficile. Assolutamente. E poi sottolineo anche un'altra cosa importante che non va dimenticata. L'anno scorso ha fatto l'accoppiata Coppa e campionato di promozione. Quest'anno Ha perso insomma, la la Coppa. Coppa l'ha persa soltanto con il In Licata finale. per una rete. In finale. No, con il Licata, perdonami, con il Col Canicattì. Canicattì. Per cui, insomma, Finalissimo, sì. stava rischiando di fare Anche, sì. il double, come si suol dire, in questa categoria di eccellenze. Allora, siamo contenti di regalare adesso a tutti i tifosi di Marina di Ragusa, anche se poi dopo, rientrando in studio, parleremo di questo progetto di un Marina che potrebbe trasferirsi a Vittoria, ma di questo ne parleremo dopo. Guardiamoci la festa del Marina di Ragusa che raggiunge il campionato di Serie D.
D'Agosta mette il pallone questa volta all'altezza del dischetto e rigore, poi Bello e Pellegrino, il vantaggio del Marina di Ragusa con il proprio capitano Gaspare Pellegrino, dopo 8 di gioco rompe gli equilibri. La sponda intelligentissima di Bello col petto permette a Pellegrino da pochi passi di gonfiare la rete alle spalle di Ferla. Fronteggiato da Mollica D'Agosta, surplus D'Agosta, sposta il pallone sul destro, a giro D'Agosta! Ed è il raddoppio del Marina di Ragusa con Totò D'Agosta! Fischietto alla bocca, triplice fischio, è finita! È finita! Il Marina di Ragusa approda in Serie D da neopromossa al termine di una cavalcata incredibile. Onore al Palazzolo che ha dato vita a un secondo tempo dagli altissimi contenuti agonistici. Io non ho allenato 20 giocatori, io ho allenato 20 uomini, che è diverso. Questo è il campionato che hanno vinto gli uomini. E dopo tanti anni in eccellenza una squadra ha rivoltato e ha svoltato tutto, perché questa squadra ha dato ogni oltre previsione. Soltanto un gruppo di amici poteva fare quello che ha fatto. Un grazie a questi splendidi ragazzi veramente che hanno fatto un'impresa straordinaria contro ogni più rosea aspettativa, ogni previsione, sono arrivati fino alla fine, hanno lottato, veramente un grazie a sti ragazzi che l'hanno veramente voluta sta vittoria. Non abbiamo mai mollato, diciamo contro il parere di tutti, perché nessuno ci accreditava come vincitori del campionato, ma forse non ci credevamo nemmeno noi. In corso d'opera sta cosa però ha preso coscienza nei ragazzi e devo dire veramente grazie per tutto quello che hanno fatto. Quando si lavora e poi si ci allena quando si può, tra virgolette, e poi la gente si permette anche il lusso di pungerci sull'orgoglio, poi diciamo che tra virgolette non c'è campionato. Per me Ragusa è casa mia, quindi è qualcosa di indescrivibile, vincere qui è sempre bello, poi vincere a Marina in una frazione di 2-3 mila abitanti per me è stato qualcosa di incredibile. Come ho sempre detto, questa è la squadra più forte del girone, questa è la squadra più forte della categoria, l'abbiamo dimostrato, lo dico nei numeri, lo dice tutto. E il merito è loro perché oggi ancora una volta hanno fatto una partita strepitosa a dire poco, quindi sono veramente degli eroi. Qualcuno parlava di leggende, qualcuno parlava di chissà che cosa, ma il campo poi è padrone di tutto, Descrivere l'emozione è qualcosa di veramente impossibile e niente, devo ringraziare tutti per come mi hanno accolto, per la squadra che siamo diventati durante il campionato e magari domani ce ne accorgiamo meglio di quello che abbiamo fatto, perché ora questo momento è difficile. Per me è una gioia, è la prima volta che io ho vinto un campionato così, eccellenze, anche di Girone B, non è facile di vincere un campionato così, capite così. Sono emozioni che non si possono descrivere, ma penso che per questa squadra, per questi ragazzi significa tanto, perché non dimentichiamo che io sono arrivato a settembre, ottobre ed eravamo penultimi.
poi abbiamo fatto 18 risultati utili consecutivi, quindi penso che siamo stati la squadra più continua e che se lo meritava di più di tutti. Finalmente 2 promozioni di fila, una gioia, una gioia. Una bella annata per loro, speriamo l'anno prossimo si riconfermi. È un sogno per noi, per la nostra cittadina, un paesino così piccolo, realizzare un traguardo del genere. Non ce lo saremmo mai immaginati, sinceramente. Soltanto un gruppo di amici poteva fare quello che ha fatto e l'hanno fatto col cuore, l'hanno fatto sacrificando le famiglie, l'hanno fatto stando da casa fuori 8 ore, l'hanno fatto con tutto quello che avevano e se lo meritano, se lo meritano. Forza Marina! Complimenti dunque alla scuola della Marina di Ragusa, complimenti allo staff tecnico guidato in maniera magistrale da Salvatore Utro. Mi hanno promesso che saranno giorno 28 qui in studio e farò questa domanda che un po' circola nell'ambiente: ma questo Marina di Ragusa rimane a Marina di Ragusa oppure andrà a Vittoria? Perché questi 2 personaggi che oggi ho invitato qui in studio hanno messo in giro anche questa voce, nel senso buono della parola. Non l'abbiamo messa. Allora, iniziamo con Renato prima. Permettimi di spendere 2 parole per 2 amiconi. Sì, e poi dopo mi confermi o mi smentisci questa notizia. Cesare Sorbo sì. e Saro Marangio, sì, che è tra i migliori preparatori atletici che sappiamo, abbiamo in Sicilia. Artefici di questa bella vittoria. La settimana scorsa abbiamo avuto un direttivo AEC a Ragusa. Sì. Dove praticamente tra le tante cose si parlava di calcio. Beh, è giusto. E allora da lì è uscita questa voce dalla FIGC di Ragusa, sì, che il Marina di Ragusa potrebbe trasferirsi a questo punto noi abbiamo raccolto, perché non siamo i depositari della verità. Si è fatto un nome, anche quello di Vittoria. Vittoria, sì. Ok. Dove praticamente manca il grande calcio da tanto tempo. Anche da troppo tempo, devo dire, da troppo tempo. Sai, mai dire mai. Mai dire mai. Ecco, si ipotizza una Si volta che ipotizza. si trasferisce, Allora, dove può andare? Renato ha messo un punto interrogativo. Noi non abbiamo interesse. Non abbiamo interesse, ne stiamo parlando. Noi facciamo un po' da piazza in questa situazione. A divulgare una cosa che non ci appartiene non abbiamo interesse. Chiaro, Ti ripeto, raccogliamo le voci di corridoio, perché questo adesso è il periodo delle chiacchiere. Certo. Quello va lì. Che un po' ci piace però. Sì, perché dopo se non si gioca più di che si parla? Parte del nostro calcio. Bene, allora... Sì, no, perché anche c'è da dire Salvo, che il Ragusa sei ha vinto sicuro il che campionato. secondo te andrà veramente a Vittoria? No, ma assolutamente, sono voci. Sono voci. No, le voci magari sono suffragate sul fatto che Ragusa si troverebbe la prossima stagione con 2 società importanti, una in eccellenza e una in Serie D. Non so, vabbè, non sono nella stessa categoria, sono 2 categorie diverse. 2 categorie diverse. A proposito di spendere i complimenti, Sì. se mi permetti, volevo spendere i complimenti al mio ex giocatore Raciti. Sì, allenatore del Ragusa, ma di loro parleremo quando parleremo di promozione. Anche il mio ex. Insomma, ex di tutti. Complimenti giustamente complimenti a Raciti per la bellissima a cavalcata con Filippo, il Ragusa. bravissimo. Ci dobbiamo fermare perché tra poco rientreremo in studio, parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. Si sono svolti anche 2 partite importantissime, una su tutti con uno spareggio drammatico nel girone A, e poi parleremo anche del campionato di prima categoria. Tra poco. Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta tutte le domeniche a partire dalle ore 19, ma in via del tutto eccezionale questa domenica tra le 18 e le 20. Stiamo raccontando questa parte finale della stagione dei campionati dilettantistici siciliani. Voglio ricordare che a giugno ritornerà il tanto atteso premio dei Penalty Awards, dove ancora una volta in un galà particolare praticamente verranno premiati i migliori atleti, i migliori dirigenti,
i migliori allenatori di questa stagione 2018-2019 nel contesto di una sede che verrà svelata tra pochissimo e soprattutto con le nomination che verranno presentate a fine maggio. Renato, che è stato ed è ancora tuttora un elemento importante del premio insieme all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. E quest'anno c'è tanto da lavorare. Quest'anno ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta. Perché tanti e troppi amici hanno vinto. E alla fine, diciamo, la vittoria lascia il tempo che trova, tra virgolette. Già no? stare Perché nelle nomination è importantissimo. Ci sarebbe da premiare un po' tutti, no? Certo. Perché tante volte, sai, quando dai un premio è sempre, diciamo, è importante, però chi sta alle spalle del premiato non è un diminuzio, assolutamente, arrivare secondo e arrivare terzi. Il problema è che, come sempre, tu ti elevi rispetto a tanta mediocrità, perché metti in risalto quelli che sono i sacrifici di un gruppo dilettantistico, chiaro. dove praticamente tante volte non veniamo riconosciuti, tra virgolette, come allenatori e come giocatori, per cui io la location non mi permetto di dirla perché è una cosa che ti appartiene, però ti voglio dire che se ne parla anche a Coverciano. È vero, perché abbiamo esportato questo, perché sai com'è, quando si fa una trasmissione del genere per premiare chi vince o anche chi arriva secondo o terzo, è un momento importante, perché ricevere sempre un premio è una cosa fantastica. E poi la caratteristica dei Penalty Awards è questa, insomma, nomination, e il vincitore che viene svelato proprio in quel momento sul palco. Oltretutto non c'è niente di preparato, lo dico io che appartengo, diciamo, alla commissione, non c'è niente di preparato, eccetera, eccetera, perché poi al momento poi, diciamo, è una sorpresa anche per noi, no? Perché tu fai le nomination, però in quel momento il riassunto poi delle votazioni viene raccolto in un nome e viene comunicato. No, perché poi ti dà la ricarica per iniziare la nuova stagione. Assolutamente. Poi secondo me è una cosa importantissima, è quello di il riconoscimento per il calcio minore, che è sempre bistrattato, che anche troppo sempre bistrattato, in secondo piano. Questo è un premio. A proposito di calcio minore, se mi permette, veloce, perché devo parlare di promozione in prima categoria. Il settore tecnico ha dato alla FIGC di Catania la possibilità di organizzare il corso per collaboratore della gestione sportiva, che sono poi i direttori sportivi dei dilettanti. Oh, interessante per questa cui cosa. Chi ha interesse a fare questo corso può andare direttamente sull'albo del settore tecnico della FIGC, al comunicato numero 224, tra maggio e giugno questo corso del collaboratore della gestione sportiva si farà a Catania. Mi piace così avremo un direttore sportivi regolare. Finalmente è stata regolarizzata questa gente figura qualificata con tanto di tesserino. Benissimo, allora per quanto riguarda e chiude i Penalty Awards, prestissimo sede della location dove si svolgerà questo galà del calcio dilettantistico e poi naturalmente dopo la metà di maggio le nomination. Ma saremo in montagna o a mare? Non comment. L'anno scorso ci hanno ospitato a San Gregorio ed è stata bellissima l'esperienza, ma vi dico subito che anche la prossima sarà veramente che ci fa sognare. Non fa parte di questa provincia. Non lo sappiamo. Non mi riuscirete mai a tirare fuori in questo momento il nome. Allora, parliamo di promozione, subito il campionato legato al girone A, dove si è disputato uno spareggio particolare tra l'Oratorio San Ciro e San Giorgio e il Don Carlo Missilmeri. Nel frattempo vi comunico che insomma la partita si è conclusa, la perdente, attenzione, giocherà la finale con la vincente tra Salemi e Olimpica Akragas. Allora a questo punto passo già all'altra schermata, così ho il quadro ancora più completo e vi comunico che l'Oratorio San Ciro e San Giorgio ha vinto lo scontro diretto 3-2 con il Don Carlo Missilmeri, pertanto Marineo, perché insomma è il piccolo centro di Marineo che raggiunge il campionato di eccellenza, onore al Don Carlo Missilmeri che andrà a disputare la finale dei playoff con la vincente tra Salemi e Olimpica Akragas. Per quanto riguarda i playout retrocessione, il Villabate vince contro la Libertas 2000 e pertanto sarà la squadra della Libertas 2000 a retrocedere nel campionato di prima categoria insieme alla Vis Borgo Nuovo.
vittoria 1-0 del Villabate. Una battuta veloce perché È poi il primo oratorio è della un storia oratorio che praticamente... Allora, c'ha una che storia questa arriva squadra. in eccellenza. Beh, diciamo che vabbè, questa diciamo stagione è una stato storia, un po' trasformato il progetto Sì. dell'oratorio San Ciro e San Giorgio, che era iniziato veramente Vabbè, da è iniziato da un oratorio. perché Sì. insomma, il responsabile Sì, di la questo oratorio aveva storia. deciso di iscrivere la squadra in prima categoria, poi insomma pian pianino hanno scalato le categorie, adesso giocheranno nel campionato di eccellenza, quindi onore al Marineo che ritorna comunque in un campionato un po' più impegnativo. Che ne dite? Chi vince sempre merito, Chi al vince di sempre- là della denominazione. E poi sono stati accompagnati insomma dalla grazia di Gesù, come si suol dire. Quindi Ma scusa, siamo ma contenti. andavano a messa prima della partita i giocatori? Non lo so, perché non io lo mi so. ricordo dei salesiani. Salesiani tutto questo era Quando d'obbligo. prima di giocare andavamo Se non andavi a messa il Torni mister interni, però ti obbligava a non giocare. nei torni interni. Va bene, comunque complimenti all'oratorio San Ciro e San Giorgio che con questa vittoria insomma approdano nel campionato di eccellenza. Passiamo adesso al girone B, interessantissimo girone B, abbiamo la schermata della classifica finale che ci permette ancora una volta di confermare la straordinaria stagione della Cefaledium con 69 punti, l'Acquedolci con 65, Sant'Anna con 56, il Gangi con 54 e poi abbiamo anche il discorso dei play-out tra Città di Casteldaccia e Gioiosa. Abbiamo in questo caso anche la schermata per comprendere quale sarà la squadra che andrà a giocare la finale play-off contro l'Acquedolci. Eccola qui. Perfetto, l'incontro tra Sant'Anna e Ganci non si è disputato perché si disputerà giorno 28, mentre invece per quanto riguarda i play-out abbiamo il Città di Casteldaccia che batte il Gioiosa 1-0, pertanto Gioiosa e Altofonte retrocedono in prima categoria. Un in bocca al lupo chiaramente anche alle due squadre che andranno prima a giocarsi la semifinale playoff e poi appunto si scontreranno contro l'Acquedolci. Passiamo alla girone C, che è un girone molto importante che ha visto il successo della Cicatena, una Cicatena che ha nella parte finale in un certo senso messo la quarta e è andata via allo Sporting Pedara che è rimasto un po' al palo con 60 punti si è classificato al secondo posto, 54 per Carlentini Città di Mascalucia, 53 per l'Aci Sant'Antonio e invece poi abbiamo i play-out che non si sono giocati perché la distanza tra Torregrotta e Gescal era più di 10 punti. Guardiamo comunque la schermata dei play-off e dei play-out perché ci sono degli incontri importantissimi e adesso voglio sentire anche un po' il parere dei nostri ospiti. Sporting Pedara Aci Sant'Antonio e Carlentini Città di Mascalucia, mentre come ho detto poc'anzi non si sono disputati play-out retrocessione e retrocedono in prima categoria Torregrotta e l'Atletico Fiumefreddo che è stata esclusa nella parte finale del girone d'andata, pertanto anche in questo caso appunto non si sono giocati i play-out. Voglio sentire un parere come andrà a finire perché lo Sporting Pedara insomma sino all'ultimo ha cercato disperatamente di vincerlo questo girone, poi la Cicatena ha veramente messo la quarta nella parte finale. 3 squadre su 4 appartengono al Catanese, per cui vero. non possiamo non tifare Catanese, anche E se quindi? il primo è un derby, perché lo Sporting Pedara va ricordato che le Casse Tre Castagni Contro l'Aci Sant'Antonio che Sant'Antonio, insomma che non è molla mai. un derby insomma che farà sicuramente. Come andrà a finire secondo te? Fare dei pronostici è sempre difficile, equilibratissimo. anche perché ti ripeto la Sant'Antonio forse ha più fame. Ha più fame, è vero. Forse ha più fame. Forse. E il Pedara ha una squadra equilibrata, per cui insomma. Attenzione però può giocare con 2 risultati su 3. Il problema è che gioca in casa, tra virgolette, a Pedara e gioca con giocare in casa in queste categorie lascia il tempo che trova. A questi livelli bisogna vedere, come sempre dico io, con quale spirito ci arrivi e mentalità a livello di giocatori infortunati, a livello di giocatori recuperati, non squalificati, eccetera eccetera. L'altro incontro dei playoff, anche quello insomma da prendere Sì. con le pinze, il Carlentini con il Città di Mascalucia, Città di Mascalucia. che a detta di tutti è stata la sorpresa di questo Sì, girone la C del sorpresa, campionato di certo. promozione. Intanto devo ribadire i complimenti a Iema per la stagione trionfale grande con la stagione, Cicatena, grande perché stagione. ricordiamolo, non dimentichiamolo, la Cicatena Abbiamo anche qualche in immagine prima della categoria, Cicatena, perché viene, la Cicatena viene dalla prima categoria, non era assolutamente messa nei pronostici per poter salire, doveva fare un campionato di hanno avuto un campionato salvezza. travagliato anche con il discorso del Anche campo del che è campo, crollato, esatto, poi sì. lo stadio. È un altro spareggio secondo me molto equilibrato, non è facile. A Mascalucia forse, io ci sono stato anche come un brevissimo periodo come preparatore atletico, quando c'era Stella in promozione, forse hanno cambiato il registro, hanno cambiato un po' mentalità. Va bene.
Vedremo cosa si stanno succederà. ritrovando a lottare per poter Però attenzione perché vincere. il Carlentini ha fame, ha fame di ritornare nel calcio più C'è qualche impegnativo. giocatore catanese che gioca tra le file del Carlentini. Addirittura? Sì. Bene. Vedremo cosa succederà. Si dovrebbe giocare giorno 28 perché anche cosa strana, ancora la federazione non ha comunicato la data ufficialmente, ufficiale, però su sono questo, quelle. insomma, Comunque sono due spareggi da prendere con le pinze molto e si giocherà domenica, almeno penso, domenica 28 perché ancora non c'è l'ufficialità. Bene, passiamo adesso al girone D. Il girone D, come tutti ben sanno, è stato vinto dal Ragusa Calcio che ritorna in eccellenza, cavalcata importantissima della squadra di Raciti, con 66 punti ha vinto appunto questo girone, con 61 il Real Siracusa Belvedere, con 53 l'Enna e con 52 lo Sporting Eubea. Queste tre squadre faranno i play-off. Adesso guarderemo anche il tabellino, mentre per quanto riguarda il discorso retrocessione, Don Bosco 2000 con 23 punti e la Barrese con 12. Vogliamo un attimo vedere la schermata per renderci conto nel dettaglio di questo girone D. Come abbiamo detto ci sarà lo scontro tra l'Enna e lo Sporting Eubea. La vincente giocherà appunto la finale del girone contro il Real Siracusa. Don Bosco 2000 e Barrese non si è disputata perché chiaramente si giocherà giorno 28 e retrocessa in questo momento sulla carta soltanto il Caramineo perché è stato escluso a metà campionato. Anche su questa una chicca così, forse non molti lo sanno, il Real Siracusa è gemellato con una squadra tedesca, il St. Pauli. Addirittura incide qualcosa in questa cosa? Ma comunque hanno molti contatti. Bene. Non lo sa quasi nessuno. Anche su questo girone devo dire che una particolare società l'Enna aveva tedesca, disputato un campionato di grande qualità, poi alla fine si è un po' persa, ha perso anche il secondo posto, adesso dovrà andare a spareggiare per andarsi a giocare alla finale. Sembrava quella che doveva fare succede. La concorrente del Ragusa invece. Bene, a proposito di eventi importanti, ce ne sarà uno nel prossimo weekend, quello dedicato al Teleton. Noi di Penalty siamo stati presenti grazie a Giuseppe Signorino alla festa di Mascalucia. Guardiamo il servizio e tifiamo per Teleton. Calcio e beneficenza, un connubio stretto allo stadio Bonaiuto Somma che ha spalancato alla numerosa platea una bella mattinata di sport all'insegna della solidarietà targata Teleton. Un'operazione che, nata su iniziativa dell'ASD Città di Mascalucia, ha coinvolto sul terreno di gioco e nel box Teleton 4 società, quella di casa, la Team Sport, la Real Pirandello e l'Elefantino, e i calciatori dell'attività di base con le categorie esordienti, pulcini e piccoli amici. Medaglie, sacche e fotoricordo alla fine dei mini tornei che hanno divertito ed entusiasmato squadra e pubblico. Solidarietà, beneficenza, calcio e soprattutto sensibilizzazione per i meno fortunati. Maglietta azzurra acquistata grazie al contributo di ogni tesserato dai sodalizi e indossata all'ingresso in campo e dal grido "Io sto con Teleton". La grande collaborazione per l'evento dell'Accademia Moda e Spettacolo Gianni Belebung di Gianni Vinciguerra, il lavoro in sinergia di Teleton per il quale è intervenuto il rappresentante provinciale Maurizio Gibilaro e la coordinatrice volontaria Gina Aloisio e del gruppo volontari Protezione Civile Le Aquile. Tutti a supporto dell'iniziativa firmata ASD Città di Mascalucia e del suo presidente Gianni Spina, che a fine manifestazione ha comunicato personalmente la cifra raccolta nell'arco della mattinata, 637 euro, che saranno consegnati attraverso un assegnone simbolico sabato 27 aprile durante la 3 giorni Teleton in piazza Università a Catania, in programma nel weekend di fine mese. La Fondazione Teleton si occupa di ricerca sulle malattie genetiche e quando ci sono queste attività, grazie all'amministrazione comunale di Mascalucia, grazie a tutti coloro che si stanno spendendo e soprattutto grazie a coloro che hanno giocato questa mattina, che poi sono i ragazzini, giocano anche per liberare, tra virgolette, tutti quei ragazzini che purtroppo sono costretti su una sedia a rotelle proprio perché affetti da malattie genetiche rare. E dunque noi tutti dobbiamo fare in modo che anche questi ragazzini possano tornare sui campi di calcio a giocare o a fare sport, e lo facciamo con la Fondazione Teleton raccogliendo fondi per le malattie genetiche rare.
A Catania vi aspetta una 3 giorni importante, perché c'è la camminata, c'è il villaggio Teleton, si può anche utilizzare la bicicletta in quei giorni e lei diceva insomma lo scenario sarà quello non di un campo sportivo ma del barocco della città. Sì, vogliamo accendere i riflettori appunto su quella che è la ricerca sulle malattie genetiche con questa 3 giorni che inizierà il 26 di aprile e si concluderà il 28 con la nostra camminata per la vita. Nel frattempo, durante tutti questi 3 giorni ci saranno moltissime attività nel villaggio, compresi gli screening sanitari che invito tutte le persone a venire perché sono gratuite. Ci sarà anche la notte rosa del sabato 27, sempre per Teleton, e insomma praticamente stiamo organizzando quello che è una kermesse e la Via Etnea sarà un teatro a cielo aperto, perché dalla Villa Bellini fino a Piazza Duomo ci saranno un importante numero di attività che faremo sempre per raccolta fondi, perché io lo ribadisco sempre, perché Teleton mi chiede di farlo, tutti i fondi raccolti, escluso niente, vanno devoluti tutti alla Fondazione Teleton e noi lo faremo appunto a Piazza Università con gli amministratori comunali di Mascalucia, quando consegneranno loro l'assegnone di quello che hanno raccolto a Mascalucia, e certamente sarà un momento importante per dare anche visibilità non solo al comune di Mascalucia ma per dare trasparenza a quello che facciamo. Anche noi di Penalty siamo per Teleton, pertanto vi invitiamo a partecipare a questa 3 giorni straordinaria per insomma, essere presenti e fare il vostro percorso di solidarietà. Adesso parliamo ancora di prima categoria e lo facciamo con il girone A, dove finalmente già da qualche settimana abbiamo una squadra vincente che è lo Sciacca. E allora io voglio parlare, intanto nel frattempo vi faccio vedere i risultati. Palermo Calcio Popolare batte Real Melfi 2-1, Gibellina Città di Cinisi 0-0, Fulgatore batte Colomba Bianca 3-1, San Giorgio Piana batte Belmonte Mezzagno 6-0, Unitas Sciacca 0-0 con il Resultana, 5-1 del Città di Carini con la Mazzarese .2 ed infine vittoria del Città di San Vito Lo Capo 2-1 contro il Valderice. Guardiamo velocissimamente la classifica e poi con la classifica di sottofondo la commentiamo con i nostri ospiti, 30 secondi perché sennò non arrivo a fare vedere anche gli altri gironi. 54 punti per l'Unitas Sciacca e poi insomma c'è bagarre per il discorso playoff tra Palermo Calcio Popolare, 46 del Fulgatore, 45 Resultana insieme alla Città di San Vito Lo Capo, Città di Carini con 43 punti e volendo ancora i 42 del Città di Cinesi possono dare ancora speranza alla squadra palermitana per agganciare i playoff. Renato, fa piacere vedere questo Sciacca? Ha trascorso importante. Se qualcuno se lo fosse dimenticato, ha fatto la Serie D fino a un paio di anni fa. La Serie D, appunto. Pertanto sei contento anche tu, insomma, certo. Che ritroviamo eventualmente nel campionato di promozione. È sempre quello Sciacca. Sì, Sciacca città. Sì, città. no, Anzi, sapete che faccio? Adesso vi faccio vedere, posso rientrare in studio nel frattempo? Ecco, vi faccio vedere proprio la festa della squadra neroverde per questo straordinario ritorno nel campionato di promozione. Noi siamo contentissimi perché Sciacca non poteva vivere nell'oblio della prima categoria.
Complimenti dunque allo Sciacca che ritorna nel campionato di promozione. Abbiamo visto questa bella atmosfera e siamo sicuri che in promozione potrà dire la sua. Passiamo adesso al girone B, dove un'altra squadra già da qualche settimana, anzi dalla scorsa settimana, raggiunge il campionato di promozione. Nel frattempo comunque guardiamo la schermata dei risultati odierni. Castronovo Città di Castellana 1-1, Real Trabia 0-0 con il Città di Mistretta, 2-0 della Stefanese con la squadra della Futura, 2-1 del Campo Felice contro la Castelluccese, 2-0 della Rocca Palumba contro il Real Suttano, 5-1 Castelbuono nei confronti del San Fratello. Ha riposato il Valde d'Olmo. Guardiamo anche la classifica e ci rendiamo conto come effettivamente la lunga cavalcata della Castelluccese poi alla fine ha dato i suoi frutti, perché appunto è approdata nel girone di promozione la prossima stagione. Guardiamola qua, la classifica con 48 punti, 42 per Stefanese, 41 per il Castelbuono, 38 per Rocca Palumba, 36 per il Futura, 35 Real Campofelice, 34 Città di Mistretta. Tra l'altro abbiamo una bella foto dei festeggiamenti, perché insomma Castelluccio, tu ci sei stato a Castelluccio? Borgo medievale del Palermitano. Bene, così finalmente capiamo da dove viene. Paese bellissimo. No, lo sapevamo, però insomma Bellissimo lo consigli paese. dal punto di vista turistico. Bellissimo, allora. Sì. Facciamo vedere questa fotografia della Castelluccese ed è la dimostrazione come il calcio dilettantistico ci piace quando insomma appare in questa maniera, no? Cioè ragazzi felici, contenti, uno spogliatoio da dilettanti. Che dire, Renato? Lo spirito che dovrebbe accompagnare tutte le vittorie e non solo. Purtroppo non è sempre così. E non solo. Non è sempre così. Va benissimo, ok, complimenti dunque alla Castelluccese. Settimana prossima capiremo anche un po' il discorso dei play-out e dei play-off. Adesso ho da parlare di un torneo che ci sarà proprio durante la settimana di Pasqua a Enna, un torneo dove le telecamere tra l'altro di penalty saranno presenti. Abbiamo realizzato un breve servizio intervistando i protagonisti, gli organizzatori di questo torneo che si svolgerà a Enna. Sarà un torneo dedicato solo ed esclusivamente ai primi calci e alle squadre pulcini, e vi posso anticipare che è inserito in un contesto bellissimo, perché è proprio all'interno della Settimana Santa conosciutissima in tutto il mondo di Enna. Tutto pronto per il torneo di Pasqua 2019. Enna è pronta a ricevere tanti ragazzini in un contesto pasquale festivo, dove comunque si parlerà anche di sport. Sicuramente questa è l'ottava edizione del torneo, quest'anno è a livello nazionale perché abbiamo invitato, in qualità di società affiliata all'Atalanta, abbiamo invitato i Pulcini 2009 che giocheranno contro i 2008. È una manifestazione che è stata inserita dal Comune nel contesto degli eventi collaterali alla Settimana Santa, perché il nostro obiettivo della società principalmente è quello di sposare lo sport col turismo, ma soprattutto fare gustare a tutti questi ragazzi che vengono da Bergamo con le famiglie e anche
tutte le società calcistiche della regione Sicilia il venerdì santo, perché è una manifestazione non turistica ma è di fede soprattutto. E come viene il corteo soprattutto del venerdì santo col silenzio, con l'atteggiamento di umiltà, anche il cappuccio che esprime, come diceva il mio rettore, perché io sono anche un confrate dell'Addolorata, perché quando ho cominciato il primo anno l'ho fatto principalmente perché sono un confrate dell'Addolorata, non l'ho fatto per nessun altro motivo. Poi chiaramente ci ho messo tutto il mio impegno, tutta la mia anima e ringrazio tutti i collaboratori, a cominciare dal signor Bonasera, dal signor Culina e di tutti i tecnici che stanno collaborando per una grande manifestazione, semplicemente di sport. Pronti per questo torneo, praticamente il giorno 17 si inizierà. Che atmosfera si respira a Enna per questa bella manifestazione inserita tra l'altro nelle festività pasquali? È una ripetizione degli anni precedenti con una stella, diciamo, a pregio di questo torneo, la presenza dell'Atalanta, che si è voluto dare un certo risalto a questa manifestazione inserita nella settimana di Pasqua. Una partecipazione importante anche di altre realtà siciliane, proprio per un progetto che anno dopo anno tenterà di diventare sempre più importante. Certamente sì, sperando che ogni anno che passa possano partecipare le migliori realtà dei settori giovanili siciliani. Direttore generale del progetto Enna Sport 2004, pronti per questa bellissima manifestazione? Che si aspetta da parte dei ragazzi che parteciperanno? Perché verranno addirittura anche da Bergamo. Ci mancherebbe, si farà una cosa troppo importante perché a Enna di queste cose non si hanno fatto quasi mai. Allora si farà per tutti i giovani del calcio ennese che diciamo era quasi scomparso, si farà una bella manifestazione, qualora daremo parte diciamo per tutta la Sicilia e fuori dalla Sicilia per poter fare una cosa molto bellissima. L'importante è partecipare, poi alla fine chi vince è relativo. No, questo non ci interessa, l'importante è partecipare e fare una bellissima manifestazione. Cosa si aspetta dai ragazzini che vedranno per la prima volta a Enna? Sono molto entusiasmi per vedere queste cose, per vedere che cosa succede. Diciamo, non se ne hanno fatto quasi mai, e perciò ora questi ragazzini nostri aspettano che è una bellissima manifestazione e sono tutti entusiasmi. Quindi fede fondamentale, però se dobbiamo parlare dal punto di vista sportivo, insomma Enna si sta preparando alla grande, lo stadio Gaeta sarà pieno di mamme e papà, ma anche di tanti ragazzini. Sì, questo sicuramente. Intanto ringrazio l'Enna Calcio nella persona del presidente Enzo Grippaudo che ha messo a disposizione il General Gaeta, ha rimesso a nuovo un campo in erba, perché di solito tutte queste società giocano in erba sintetica. Noi avremo il piacere di gustarci il campo in erba e avremo tantissime famiglie da Campo Felice di Roccella, da Catania, da Riesi, da Sommatino, da Caltanissetta, da Enna, quindi avremo un 150 bambini con relative famiglie. Chiaramente anche l'amministrazione comunale sempre in prima linea per un evento così importante a Enna. Sì, perché devo ringraziare l'amministrazione comunale che ha patrocinato questa manifestazione di 4 giorni, il collegio del rettore della confraternita ennese e l'associazione delle guide turistiche che farà gustare a tutti i visitatori ad Enna le bellezze, perché c'è anche un discorso turistico anche.
Certo. Sportivo o turistico? Turismo e sport. Turismo e sport. Vogliamo dare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che parteciperanno? Io invito intanto tutta la città di Enna, tutti gli sportivi di Enna a venire allo stadio Gaeta, e un in bocca al lupo a tutta la società, e ringrazio tutte le società che verranno a divertirsi. Vi aspettiamo dunque dal 17 al 20 di aprile ad Enna, in occasione anche della settimana di Pasqua, per vivere le bellissime atmosfere di un torneo giovanile, primi calci e pulcini, con tante società importantissime. Tra l'altro mercoledì 17 ci sarà un appuntamento importante con Stefano Bonaccorso, che è il responsabile dell'attività di base dell'Atalanta. Sarà un'esperienza, Renato, che credo sia fondamentale per molti tecnici che secondo me sottovalutano questi master. Stefano è un number one. È un number one, è vero. L'attività giovanile. E siamo contenti perché portarlo in Sicilia è sempre molto difficile, quindi quando ci sono queste occasioni bisogna approfittarne, perché insomma si imparano tantissime cose. Allora, a questo punto ritorniamo a parlare del campionato di prima categoria. Adesso è la volta del girone C, abbiamo la schermata dei risultati. Meri batte Sfarandina 3-0, Montagna Reale batte Tresse Brolo 3-1, Rodi Milici 1-1 con Nuova Rinascita, 4-3 per Pro Falcone con la Nasitana, 1-0 della Pro Tonnarella con il Furnari, vittoria della Nuova Azzurra 1-0 con il San Basilio, infine vittoria dell'Umbertina nei confronti dell'Aquila per 2-1. Vediamo subito la classifica, perché ancora non c'è certezza, credo, per quanto riguarda la squadra vincitrice. Classifica che vede comunque in testa in questo momento la Nuova Rinascita con 54 punti, 52 per il Merì, 49 Pro Falcone, 46 Nuova Azzurra, 45 Pro Tonnarella, 43 Sfarandina, 38 per Aquila, 30 per Tresse e Brolo, 27 San Basilio, 26 Rodi Milici, 26 anche per la Nasitana, 19 Furnari, 14 per l'Umbertina ed infine chiude la classifica Montagna Reale. Siamo quindi ancora nell'incertezza completa per quanto riguarda il girone C del campionato di prima categoria. Domenica prossima si svelerà a questo punto la potenziale squadra che arriverà a giocarsi la prossima stagione nel campionato di promozione. E adesso subito il girone D. Guardiamolo qui, il risultato che più ci incuriosiva tra l'Atletico Messina e il Città di Calatabbiano. Una eventuale vittoria dell'Atletico Messina avrebbe permesso alla squadra di Naccari di volare addirittura già direttamente nel campionato di promozione senza il gioco dei playoff. Invece con questo pareggio il Città di Calatabbiano, terzo in classifica, continua ad essere con la possibilità di avere 8 punti di distacco nei confronti dell'Atletico Messina e di giocarsi l'eventuale playoff proprio con la squadra di Naccari. Gli altri risultati: Monforte San Giorgio batte Juvelinia 4-2, Nike Torino Club batte Orsa 1-0, Valdinisi Sant'Alessio 1-1, Duilia batte Santa Domenica Vittoria 3-2, Promende batte Saponara 3-0 ed infine Randazzo batte Zafferana 2-1. Guardiamola la classifica e così abbiamo modo di ricordare ancora una volta la straordinaria stagione del Valdinisi, tra l'altro ospiti la settimana scorsa all'interno di penalty. Classifica appunto ha visto il Valdinisi stravincere questo girone con 67 punti, 59 per l'Atletico Messina, Città di Calatabbiano con 51, Promende 41, 34 per Juvelinia e poi via via tutte le altre. A questo punto che cosa succederà tra Atletico Messina e Città di Calatabbiano? Si giocheranno l'ultima giornata, è importante che il Città di Calatabbiano non perda questo incontro e a questo punto si giocheranno poi i playoff. Chissà come andrà a finire, perché anche l'Atletico Messina, a conferma che ci sono troppe squadre a Messina, tenterà di salire in promozione. Renato, da che punto dobbiamo vedere questa storia anche dell'Atletico Messina? Evidentemente è l'anno delle messinesi quest'anno, no? O dell'Inderland praticamente. Ma sappiamo benissimo che quella zona, insomma, c'è tanta voglia di fare calcio, ci sono le strutture, c'è qualche società che si impegna anche economicamente. Speriamo bene per tutte. E invece per te come andrà con il Calatabbiano? Reduce da un campionato di promozione. Sì.
per cui società che vuole riemergere, credo, no? Però Sì. volevo dire, però appunto con grosse difficoltà, su Messina sì, ci sono tanti impianti, però fuori Messina, città di Messina scarseggia. Questa è una storia una vecchia, situazione no? Insomma, come quella di Catania. In città è sempre molto difficile realizzare strutture fuori, però loro nei paesi hanno, dell'Interland è più facile. Nell'Interland e nelle province vicine Si muovono bene. Si muovono bene, proprio come l'impiantistica. Vediamo il campo del Camaro, meraviglia. Ma il Celeste che fine ha fatto? Il Celeste ancora no, attualmente è aperto. Non so chi ci gioca, se devo essere sincero. Sì, no, credo che sia ancora agibile. Sì, agibile. Mi informerò, promesso. Però loro hanno 2 stadi. Hanno 2 stadi. Beh, sappiamo benissimo però che insomma, lo Stadio Celeste è un po' fatiscente dal punto di vista come struttura, come idea organizzativa, proprio di logistica, perché fare uno stadio proprio nel cuore della città è una follia adesso, chiaramente 50 anni fa non era pensabile. Anche il Cibali lo dimostrano, anzi il Massimino per essere più esatti. Parliamo adesso del girone E, sempre di prima categoria, dove già dalla scorsa settimana il Palagonia ha festeggiato insomma, il passaggio nel campionato di promozione. Abbiamo i risultati, eccoli qui. Russo Sebastiano batte Belpasso FC 3-2, Vitello Baldi Catania batte Calcio Giarre 4-2, Mascalucia batte Città di Francoforte 3-1, Nisiana batte Leo Soccer 7-2, AC Bonaccorsi batte Palagonia 3-2, Calcio Belpasso Santa Lucia 2-2 ed infine Villaggio Sant'Agata batte Città di Catania 1-0. Sono curioso adesso di vedere l'attuale classifica, anche se ancora c'è una giornata da disputare, quella appunto di giorno 28 di aprile. Guardiamo la classifica e ci rendiamo conto appunto che è ancora apertissimo, perché attualmente la Nisiana con 52 punti è al secondo posto, con 49 il Villaggio Sant'Agata, il Russo Sebastiano, con 44 il gruppo di Nastasi dell'ACI Bonaccorsi. 52 con 44, i playoff si faranno? Sì, no, si fanno. ma sono già stabilite le 4 squadre. Sì, potenzialmente sì, perché poi c'è 44 con 40, ultima giornata, non è fattibile. Sono matematiche, certo, forse certo. Di stabilire le posizioni. Ecco. Sì. Vabbè, la Nisiana. Siamo tutti contenti anche per il Palagonia, no? Sì, insomma, certo. Vabbè, ricollegando al fatto che anche il Palagonia ha fatto le categorie importanti, rivederlo in promozione insomma ci rende felici. Da un ex giocatore della rappresentativa Samuele Costanzo. Tra l'altro Costanzo che viene da alcuni campionati vinti con lo Sporting Eubea, Coppa e campionato. L'anno scorso ha salvato la squadra come insomma neopromossa, ragazzi in gamba. E ha svoltato perché l'anno è andato scorso a giocarsi io ero tutto di nuovo. allenavo la Nisiana, Sì. ci siamo salvati Sì. e abbiamo vinto lo scontro diretto con loro che rischiavano veramente di retrocedere. Poi hanno vinto lo spareggio, Hai visto? sono salvati lo spareggio, addirittura quest'anno. No, ma siamo contenti. Hanno vinto. Sì, vabbè. Possiamo rimettere di nuovo la foto? Grazie. Era macchese lui. Era macchese, sì, eccola qua. No, perché dico questo? Perché è la dimostrazione che quando un ragazzo è preparato, un allenatore è preparato, ci fa piacere che si mette in gioco sempre. E secondo me Samuele lo ha fatto veramente alla grande, perché dopo 3 stagioni importanti con lo Sporting Eubea, andare a ricominciare in una realtà che non vinceva da tanto tempo, qual era il Palagonia, e vuol dire mettersi in gioco. C'è una squadra che ha rischiato di essere in seconda categoria addirittura. Pertanto, si è salvato per rotto della cuffia. Sì. Complimenti a Samuele, che tra l'altro l'abbiamo avuto ospite proprio a metà stagione qui a Penalty. Passiamo adesso al girone F, sempre di prima categoria. Guardiamo i risultati di questa giornata, dove appunto lo scontro noto Chiaramonte, il big match volendo del girone, è stato vinto dal Chiaramonte per 2-1. Portopalo batte Città di Caricati 3-2, Città di Comiso batte Mazzarone 2-0, pareggio tra Percicli e Pro Ragusa. Rinascita Nitina batte Ferla 3-1, rinviata la partita tra Vizzini e San Conitano, ed infine Calcio Avola batte Virtus Ispica 2-0. Forse questo è uno dei gironi più ingarbugliati, perché insomma le squadre sono abbastanza amalgamate nella zona altissima. Guardiamola questa classifica e ci rendiamo conto che anche la prossima settimana sarà una settimana decisiva, soprattutto per Chiaramonte e Città di Comiso, che attualmente sono in testa con 55 punti, pertanto ormai è quasi un discorso a 2. Il Noto con la sconfitta in questo big match è ridimensionato, ma si giocherà probabilmente i playoff. Attualmente con 45 punti al terzo posto, 41 il Percicli e 39 il Mazzarone.
può finire a spareggio. Può finire a spareggio. E anche questo, per esempio, voglio sentire un po' il parere anche dei miei ospiti. Anche questo è un girone dove ci sono squadre che hanno fatto la Serie D ma per moltissimi anni. Città di Comiso, Noto, Scicli, Avola, Canicattì. Voglio dire, è il Chiaramonte che cerca il grande rilancio. È da lodare il fatto che queste società vogliono ritornare, perché quando si gioca un campionato di prima categoria si rischia un po' di insabbiarsi. O sbaglio, Renato? Comunque c'è voglia di rinascita e questo è importante, al di là del fatto che tu devi mettere da parte le tradizioni che avevi, perché bisogna guardare la realtà. Chiaro. Ho fatto negli anni, adesso devo fare, per cui è importante ripartire con tanto spirito e tanta voglia di fare bene. Bene, Il siamo girone contenti. più, diciamo, di vecchie glorie, di squadre decadute. Ma tra l'altro stiamo parlando di piazze piazze che riescono a portare allo stadio non meno di 1000 persone, concentrato in quando quel c'è un girone, grande sì. momento della Certo. squadra, c'è Scicli, Comiso, Noto. Certo. Società che hanno fatto la Serie D. Però insabbiarsi in prima categoria rischia Certo, poi un po' di allungare i tempi per risalire recuperare. Sempre difficile. Su questo secondo me il Noto ha fatto un percorso sbagliato, perché probabilmente non ha saputo sfruttare al massimo quella Serie D che aveva conquistato con grandi sacrifici, però, poi è finita mantenerla malamente. Poi è finita malamente il Noto. Vabbè. E chiudiamo con il girone G del campionato di prima categoria. La scorsa settimana l'Armerina ha vinto ufficialmente questo girone, tanto per tenere fede insomma, alle squadre. Complimenti a un mio ex calciatore, Condorelli, che ha vinto l'ennesimo campionato. Ma lì c'è un terzetto di catanesi importanti, c'è Scordo, c'è Mazzola che negli ultimi 4 anni hanno vinto sempre il campionato di prima categoria, quest'anno si sono riconfermati anche in questa piazza difficilissima, in un girone molto impegnativo, perché l'Agrigentino e il Nisseno è un girone dove insomma la domenica è sempre una domenica con il punto interrogativo, nel senso che vai a giocare in campi dove l'agonismo insomma è forte, è impegnativo. Guardiamo i risultati, anche se ormai, come abbiamo detto, l'Armerina è già in promozione. Agira batte Angelo Cuffaro 4-2, Città di Nicosia batte Atletico Aragona 4-3, Branciforti e Empedoclina 0-0, Leonfortese batte Armerina 3-2, Gemini batte Master Pro Calcio 2-1, CUSN Caltanissetta batte Nissa 1-0 ed infine Villarosa batte Ravanusa 3-1. La classifica ci fa rendere conto appunto di questa straordinaria stagione dell'Armerina. Complimenti a tutto lo staff, in testa con 59 punti, già vincitrice dalla scorsa settimana di questo girone, con 52 l'Empedoclina, 51 per la Leonfortese, 50 per il Master Pro Calcio, 47 per l'Angelo Cuffaro. Quindi attualmente questi 4 andranno a disputare sulla carta i playoff. Villarosa con 33, 31 per l'Atletico Aragona, 28 Ravanusa, 26 Gemini insieme al Caltanissetta, 24 per la Gira, 23 per il Città di Nicosia, ahimè con 20 punti la storica Nissa FC e con 17 il Branciforti. Abbiamo anche una bella foto dell'Armerina. Oggi ho sentito uno dei loro giocatori, hanno detto oggi festeggiamo ad Armerina, pertanto il risultato ci interessa poco, infatti hanno perso in casa ma lascia il tempo che trova. Oggi, ha detto Scordo, è una partita per festeggiare questo ritorno importantissimo in promozione dell'Armerina. Che ne pensate? Certo, perché poi in un girone, almeno con i nomi, Nissa, Empedoclina, Empedoclina, pure altro girone con nomi decadute, vincerlo è sempre difficile. Merito, plauso a questi ragazzi. Anche perché c'aveva alcuni giocatori che insomma... No, anche Filippo Lembo è un mio compagno dei tempi trascorsi, faceva il direttore. Ti ripeto, fa piacere che questi vecchi centri, tra virgolette, che hanno fatto tanto calcio, emergono perché c'è tanta voglia di fare bene e di rimettersi un'altra volta in gioco. Perché il calcio, al di là del fatto dei risultati, essere sempre al centro dell'attenzione fa piacere, soprattutto in questi piccoli centri dove praticamente la gente la domenica che fa? Infatti la domenica è importantissima, la domenica diventa in poche parole un il punto più importante del pomeriggio, perché si va a vedere la squadra del paese. Però in questi centri è importante anche l'identificazione della squadra, cioè della società. Certo. Se giocano ragazzi locali
il traino per però il pubblico mix è molto con, più, vabbè, con altri, qualcuno magari di altre qualche, città qualche aiuta, inserimento, no? Perché dà più qualcuno qualità, aiuta, certo, dà più però qualità. trascina più appunto perché il connubio tra spettatori e Certo, giocatori se locali si è appoggiano tra importante. virgolette a calciatori esteri un motivo ci sarà. Anche ci sono molti ragazzi di colore che adesso stanno Sì, giocando vabbè, lì è un nelle altro categorie discorso perché di sì, ci sono anche dilettanti. migranti, gente che nei Beh, centri l'integrazione fa sociali, piacere, certo. No, perché benissimo. poi peschi Come? all'interno anche dei talenti. Certo. Io ho saputo appunto Sì, che sì. in questo ambiente, soprattutto i ragazzi di colore, ci sono veramente dei ragazzi di talento che per fortuna hanno trovato molti spazi. Una cattiveria, Sì. nonostante non si sa mai l'età vera. Sì, ma c'è gente. questo è vero. Guarda, questo è io vero, ne ho questo è incontrati, vero. c'è gente che giocava ad altissimi livelli nel loro paese, anche se campionati. Certo, però è vero quello che dice Renato. Sì, Certe volte d'accordo. l'età non si sa mai qual è Sì, certo. quella giusta e Vabbè, quella effettiva. ma l'importante è che giocano. L'importante è che giocano. Bene, devo dire che è stata una puntata ricca di immagini, ricca di feste, perché sanno tutti che ormai Licata e Marina stanno festeggiando questa meravigliosa promozione nel campionato di Serie D. Il campionato di promozione vivrà già subito dopo Pasqua il terno all'otto dei playoff e dei playout. Un grande in bocca al lupo anche per la prossima stagione all'Oratorio Sancire San Giorgio, che la prossima stagione appunto disputeranno il campionato di promozione. Hanno vinto questo big match, questo spareggio con il Don Carlo Missilmeri, e poi c'è tutta questa prima categoria con qualche girone ancora incerto. È stata una stagione, credo, che da parecchi anni non si vedeva. Renato, Sì, una stagione perché, molto intensa. Diciamo, parlarne sempre fa parte del gioco, no? Anche se da un po' di tempo la stampa sta omettendo, tra virgolette, questi campionati, però fa bene che ci sono trasmissioni come la tua, dove danno praticamente un senso ai sacrifici di tanti dirigenti. Una piccola visibilità. Una piccola visibilità, perché ti ripeto, a volte sono campionati che rimangono localizzati nel posto di appartenenza. Il fatto che se ne parla in tutta la Sicilia perché dà modo di confrontarsi, di conoscere altre realtà. L'importante è che non si scada mai di livello, perché il bello del calcio è questa questo. la cosa. Ma guarda che noi di penalti l'abbiamo sempre condannato, No, perché insieme dico, anche a te. dico, avere cattiveria oppure avere delle cose negative a livello di pubblico non fa piacere, anche purtroppo se noi abbiamo delle immagini, vedi la Serie A ieri, non facciamo nomi, che non danno dei buoni Mamma segnali. mia. Non danno dei buoni Dovrebbero segnali. essere i primi a dare un segnale, invece sono questi ultimissimi. Questi presunti professionisti strapagati dovrebbero essere quelli che danno valore a certe realtà. E invece non è mai così. Non ne prendiamo Io spunto. voglio aggiungere che quest'anno c'è stata praticamente un lato positivo di questi campionati dilettantistici siciliani. Quasi nessuna squadra, sono rarissime squadre che hanno dato forfait, che si sono ritirate durante, infatti nel girone B soltanto uno, il Real Tirrenia, che secondo me non doveva essere già iscritta. Il Real Tirrenia però si è ritirata prima di iniziare il campionato, almeno all'inizio della stagione. Non ci sono stati campionati falsati. Sì, su questo dove società che si rispetto agli altri anni dove spesso e volentieri molte squadre hanno abbandonato. Posso dire poi due campionati di eccellenza, in particolare quello di girone Serie B B, molto veramente intenso e insomma, anche di buon livello insomma, tecnico. siamo contenti perché finalmente Penalty Un'annata quest'anno ha raccontato positiva. una stagione seppur fatta anche di momenti critici, momenti di gioia e momenti di dolore, soprattutto per le squadre, piena di soddisfazione, quindi siamo doppiamente contenti e questa parte finale poi sarà conclusiva con i penalty awards. Allora passiamo ai saluti. Saluto intanto mister Renato Marletta, che so si sta preparando anche per la partita importante di beneficenza di maggio di Luca Napoli, un gol per la solidarietà. So che sarai un allenatore. Da sempre da qualche anno anche con Santo Mazzullo siamo una coppia che allena una squadra che Luca Napoli ci mette a disposizione. Tra l'altro volevo ricordare che martedì mattina alle 10 a Catania, al comune di Catania ci sarà la presentazione ufficiale. Devo dire anche che con piacere già tutti i biglietti di Tribuna A sono esauriti. Sono andati esauriti, è vero. Vabbè, d'altra parte, insomma, questa è una partita ormai diventata a riferimento. Se riusciamo a riempire la B, rischiamo anche di allargare ai gradoni. Per cui... l'anno in cui io ho partecipato, sia la Tribuna A che la Tribuna B era strapiena, quindi è stata una bella visione. Siccome è un momento di solidarietà, come sempre Luca Napoli è il number one.
aspettiamo positività da parte dei catanesi. Non ci dici allora quale sarà la squadra che allenerai in questa edizione? È un problema che tocca a Luca Napoli. Ma la squadra la fai tu o la fa Luca Napoli? No, allora, premesso che Luca Napoli mi mette a disposizione, certo, per esempio i calciatori. Però poi tu li devi mettere in campo. Tra altre cose, il problema maggiore è che dobbiamo farli giocare tutti. È giusto, dai. Efficienza. Anche io ho giocato 7 minuti. C'è il tempo per tutti, no? L'importante è capire, far capire che la partecipazione è più importante all'interno dell'evento. Siamo tutti e su d'accordo. questo Luca Napoli fa sempre centro. E poi insomma anche le telecamere di penalty saranno presenti per insomma raccontare questa bella un'altra festa. cosa, abbiamo anche un appuntamento importante per domani alle 17 alle Ciminiere. Sì, questo mi ha anticipato. Per i calciofili. Sì. Ci sarà anche la presentazione del libro di Salvo Pappalardo. Sì, che avevo invitato oggi, ma è stato impossibilitato saranno ad arrivare qui da noi. Presidenti, AEC, FGC, società e il calciatore. Ha fatto un libro bellissimo. Appuntamento per domani alle 17 alle Ciminiere, per tutti i calciofili che hanno volontà di Ciminiere di Catania, ricordiamo, perché la nostra è una trasmissione regionale. Ciminiere di Catania. Ciminiere dove? Alle Ciminiere di Catania. Devo aggiungere che si replicherà di nuovo un'altra presentazione che mi onoro di farla pure io al Maggio dei Libri per il 23 di maggio al Cortile Platamone. È diventato insomma un libro ricercatissimo, perché è un vero e proprio dizionario, un vademecum del calcio giovanile, ma non di calcio, ma non soltanto di calcio, perché poi lui ci racconta delle storie, insomma è un libro bellissimo, se avete l'occasione acquistatelo, dove è uno spaccato della Catania di un tempo, è vero, una Catania che non esiste, più. Bene, allora ringrazio Renato Marletta per la sua presenza, come al solito sempre puntuale, precisa, dettagliata, puntigliosa, e poi ci ha dato questa novità del Marina che sarà un punto interrogativo, lo scopriremo giorno 28 nella puntata post pasquale di penalty. Saluto anche Salvo D'Arrigo, anche lui sempre molto zeppo di idee, di iniziative e soprattutto osservatore attento dei campionati di eccellenza. Sì, ma non solo, non solo, però l'eccellenza in modo particolare. Anche il settore giovanile. E tornerai ad allenare la prossima stagione? Non lo so. Sì, io sempre disponibile a fare qualunque cosa. Non fare solo l'opinionista. Si rimette in gioco. Si devi rimettere in gioco, rimettiti in gioco, perché mai dire mai. Mai dire mai. Bene, allora voglio comunicare che domenica prossima, domenica di Pasqua, ci sarà una puntata speciale di penalty che sarà dedicata quasi interamente chiaramente al torneo di Pasqua di Enna 2019. Noi ritorneremo in studio con gli ospiti, i risultati anche dei playoff e dei playout, naturalmente domenica 28 di aprile, e poi insomma ci avvieremo verso i penalty awards di giugno e racconteremo poi il mese di maggio con le varie sfaccettature, gli ultimi scontri, si incomincerà a parlare di mercato, insomma anche maggio sarà un mese pieno, intenso per gli amici che seguono penalty. Voglio ringraziare come al solito di RNG a Andrea Salerno, coadiuvato dalla parte tecnica da Roberto Di Marco, ringrazio l'editore di Prima TV Mirko Leonardi e vi do appuntamento per la puntata speciale di Pasqua di penalty, naturalmente a domenica prossima a partire dalle ore 19. Arrivederci a tutti.